E a nome della comunità monastica, anche il mio nome personale, vorrei salutare tutti voi, eccellenza, signor sindaco e gli altri sindaci, tutte le autorità civili e militari che stanno qui. La fiera è nata nel monastero, nella abbazia, 415 anni fa, una tradizione penso che dà un legame molto forte tra questa comunità cittadina, il comune di Grosseto, ma anche l'abbazia, questa realtà, che è una realtà, come si capisce bene, della fiera non soltanto spirituale, ma anche una realtà che ha avuto un influsso, un'importanza grandissima nello sviluppo di Porta Canata. E forse è bene, io presento tutti gli auguri per la fiera, per la piena riuscita di questa fiera, ma forse c'è anche di ricordare che l'uomo non vive soltanto di pane, ma anche della dimensione che viene da Dio e che senza spiritualità non c'è neanche alla fine economia, se non c'è la trascendenza non soltanto di Dio, ma anche il rispetto e l'onore verso l'uomo, verso i popoli, come ci ricorda sempre il Santo Padre Francesco, non può andare avanti la nostra civiltà. Tutti i miei auguri a tutti voi e io spero che questo bel tempo rimarrà tutti 10 giorni e sarà una benedizione per noi tutti. Grazie e i miei auguri.